Si presenta questa sera all'Accademia Belle Arti Michelangelo il nuovo libro di Daniela Gambino, La Perdonanza. Ne parliamo con il direttore dell'Accademia, il professor Alfredo Prato. Stasera è stata una bella ed è una bella serata, in quanto abbiamo iniziato con una presentazione di Domenico Boscia sul raco, questa tecnica giapponese di ceramica, e adesso c'è la presentazione del romanzo di Daniela Gambino sulla vicenda di una donna di mezza età, quarantenne, che ha tantissime vicissitudini. È un romanzo affascinante che Daniela Gambino, la quale è giornalista ed è impegnata nelle pubbliche relazioni qua dell'Accademia, ha presentato in diverse parti d'Italia. L'ha presentato in Lombardia, in Veneto, in Lazio, nel Lazio e poi adesso in Sicilia in diverse città. È un romanzo, è difficilissimo anche per me in quanto autrice spiegarlo, però è un romanzo un po' di rinascita, però di una rinascita vera, concreta, cioè di una persona che si rimbocca le maniche e ricomincia dopo un grande dolore a riprendere la sua vita in mano. Quindi è un romanzo fatto di concretezza, di atti veri, e anche la perdonanza di cui si parla non è un perdono, un chiedere scusa, ma è appunto costellato da azioni. Quanto c'è autobiografico? Ma è un romanzo che ho scritto io, quindi c'è molto di autobiografico. Questa è sempre una domanda non domanda, è una curiosità lecita, però è tutto filtrato dal mio occhio e dal mio sentire, quindi chiaramente c'è molto di autobiografico in questo senso. Tutte le emozioni sono delle emozioni vere che io ho un po' pescato, ho recuperato e fanno parte del mio vissuto. Anche quelle molto dolorose che fortunatamente magari io chiaramente non ho vissuto, però si legano secondo me a un sentire comune, è quello che mi preme. Devo dire che ho letto con molto piacere il libro di Daniela Gambino, che già conosco, è una scrittrice molto brava, il libro è molto intenso, è il libro che attraverso Ludovica, la protagonista, racconta dell'umanità, di questa paura che abbiamo tutti, che è in noi, di ricercare noi stessi, di comprenderci fino in fondo e di trovare una via di fuga per superare le difficoltà e le paure. Ecco, Ludovica affronterà tutto questo e nonostante, diciamo, io immagino lei chiusa in una stanza con una porta aperta, ma lei non vede quella porta e quindi non vede la semplicità della soluzione. Lei immagina di uscire da quella stanza, di ricercare una via di fuga attraverso la fatica, il sudore, come se dovesse scavare con le mani. In realtà alla fine scoprirà che la porta è aperta e per lei che è una scrittrice sarà proprio la scrittura e attraverso la scrittura riuscirà a liberarsi di una serie di ansie, paure che vive e che racconta. Il